Buonasera. Allora, sono qua fuori da Montecitorio e c'è un fatto increscioso. È opportuno che lo sappiate quantomeno per ricordo. Ci sono le famiglie di tanti nostri lavoratori e pescatori che sono stati rapiti e sono in Libia. E in questo momento loro ovviamente chiedono la liberazione dei loro parenti, ma semplicemente che si sappia, perché mi sembra che nei giornali si parla di tutto, si parla del calcio, si parla del nuovo programma, di Ballando con le Stelle, del nuovo fidanzato, di questo e di quest'altro, però non mi sembra giusto sinceramente che ci siano quasi 20 nostri connazionali che stavano lavorando, non stavano facendo niente di male e sono rapiti e stanno all'estero con delle richieste assurde perché richiedono che si faccia andare via gli scafisti al loro posto. Questi non sono criminali, è gente che stava lavorando. Volevo semplicemente farvi dire due parole da queste famiglie perché giustamente loro vorrebbero molto banalmente che i loro cari non vengano dimenticati perché insomma c'è il dubbio. Ecco, aspetta che giro la telecamera. Prego. Buonasera, è dal terzo giorno che ci troviamo qui in piazza Montecitorio per manifestare proprio di quanto ha detto lei. Ci sono 18 pescatori che si trovano a Bengasi da ben 23 giorni. La Farnesina ci dice di stare tranquilli che stanno Cioè lavorando. 23 giorni che loro sono stati rapiti. 23 giorni. Quindi l'ultima volta che voi l'avete... Ci siamo sentiti sinceramente l'ultima volta 5-6 giorni fa circa, Bene. dove ci hanno detto di chiedere al governo il massimo impegno perché li trattano bene, stanno bene, però mentalmente ci hanno detto che non stanno più bene, quindi dice intervenite, andate dappertutto, andate a Roma e poi io dico da cittadino italiano, da cittadino europeo, diciamo, voglio delle risposte quanto prima dal governo, nonostante ci dicono che stanno lavorando e noi ci fidiamo ciecamente, però è arrivato il momento di dire basta, perché dopo 23 giorni abbiamo tutte famiglie e non vediamo l'ora di riabbracciare i nostri cari con i relativi pescherecci, diciamo, che sono poi delle vere e proprie aziende, anche se stanno in mare. Ci credo, perché poi voi oltretutto dovete anche vivere, e se quella era la vostra vita... Esatto, diciamo, stanno di più sui pescherecci, diciamo, che sulla terraferma. Grazie, Grazie a lei. è proprio, vedete qui sono il resto una rappresentanza delle famiglie pacificissimi, tranquilli e stanno semplicemente chiedendo aiuto e giustizia perché mi sembra il minimo che dobbiamo a dei nostri concittadini. Quindi grazie, io ovviamente per quello che posso sto comunicando questo vostro desiderio che mi sembra sacrosanto e speriamo che si diano una mossa. Grazie signora, grazie.